Ciao, benvenuto. Oggi siamo in Carnia, nel cuore della Carnia. Siamo saliti nel vallone di Plums, è questo qui che vedi. La parte noiosa del video te l'ho evitata, in quanto siamo partiti da poco dopo il paese di Collina e abbiamo lasciato la macchina lì e abbiamo preso una strada forestale. Fino a circa 1500-1600 metri non c'era neve, anzi molto ghiaccio. E praticamente quasi fino al qui il vallone di Plums di neve non ce n'era. Poi da dopo la Malga, che è a circa 1700 metri, un po' più in su, c'è un casino di neve, ce n'è veramente tantissima, è uno spettacolo e la neve è perfetta, è dura, ghiacciata, d'altronde non nevica da più di un mese almeno. Ieri doveva nevicare, alla fine non ha nevicato proprio niente, quindi anche pericolo valanghe è su una scala di 1, quindi davvero condizioni perfette. La nostra meta è il Monte Gola, che è qui dietro alle mie spalle. Enrico ha già attaccato la salita, adesso dovremo fare questa rampa qui e poi andare verso le mie spalle e raggiungere il Monte Gola. Da lì vedremo il vallone, quello di Casera Moraretto, dove c'è anche il rifugio Marinelli, e da lì decidiamo se scendere di là e fare un giro ad anello oppure tornare indietro qui a Forcella Plums. Abbiamo camminato quasi un'ora, sì, un'oretta, anche un po' di più, perché anche oltre la Malga, sempre in ombra. Adesso finalmente siamo al sole e ci siamo tolti la giacca, all'ombra c'è aria, oggi c'è un po' di bora, infatti sulle creste dietro di me si alza la neve. C'è un po' di bora e quindi nell'ombra fa abbastanza freddo, invece adesso al sole si sta bene e anche la neve, anche al sole, è ancora dura. Avevamo paura che mollasse, invece davvero condizioni super. Adesso ci facciamo l'ultima mezz'ora, probabilmente 40 minuti, e poi ci risentiamo quando siamo in cima. Siamo arrivati sul Monte Gola, è quello alle mie spalle con la bandiera rossa, e mi sono spostato perché c'è vento e rischiavo di, insomma, dopo non si sente niente quando parlo. Abbiamo fatto questa bellissima cresta, abbastanza, molto panoramica. Bisogna stare un po' attenti, però insomma è sempre larga. Non si è formato il cornicione sulla cresta, o al limite, stando da questa parte, diciamo verso Plums, è un po' più dolce, quindi si riesce a farla senza problemi. La vista qui dal Monte Gola davvero fantastica, a diciamo 360 gradi sui monti che chiudono la conca di Plums e quella che porta al Marinelli. Insomma, davvero molto panoramica, una cima che probabilmente anche poco conosciuta. Io l'ho trovata così, magari sono passato anche
facendo la traversata dal Marinelli a Plums, si passa dentro. Ho sempre notato questa cresta, ma non ci avevo mai pensato. Poi ieri dovevamo decidere per un giro e abbiamo detto, boh, proviamo a venire qua, ed è stata davvero una bellissima scoperta. Dalla cresta e comunque anche dalla cima c'è un bellissimo punto di vista su tutto il gruppo del Koglians e poi sulla spaccatura che divide il Koglians dal Volaja, dove c'è anche il lago e il rifugio Lambertenghi. Poi qui c'è tutto il gruppo del Volaja, e dopo Cimon Bladet, e poi si va verso i monti di Sappada, e dopo qui davanti i monti della Val Pesarina, e in secondo piano diciamo Sauris, il Bivera laggiù in fondo. Invece da questa parte c'è tutta la catena del Crostis con Forcella Plums laggiù in fondo, dove ci sono un sacco di persone che stanno salendo alla Forcella. Poi dalla Forcella c'è Monte Criz, non mi ricordo il nome di preciso, e poi si scende giù verso il Marinelli. Ora ci siamo fermati un attimo sulla cima, adesso siamo ripartiti, rifacciamo un pezzo di cresta a ritroso fino a cercare una traccia. Dovrebbe esserci una traccia nera che permette di scendere verso Casera Moraretto. Poi c'è una strada forestale che abbiamo già incontrato stamattina quando salivamo. Per l'appunto, riprendendo questa strada forestale dovremo tornare a Collina, dove abbiamo lasciato la macchina. Vediamo se troviamo questa traccia, perché il versante verso diciamo nord è molto più scosceso di quello dove sto camminando adesso. C'è parecchia neve, è un po' ripido e insomma ci sembra un po' pericoloso, quindi se troviamo una specie di sentiero, una traccia, scendiamo da questa parte, altrimenti evitiamo, perché insomma non è, magari vediamo se riesci a vedere, magari te la inquadro meglio, non è il massimo, e quindi insomma evitiamo di andare a cacciarci nei guai. Questa è tutta la cresta, laggiù c'è Enrico e poi noi dovremmo scendere da questa parte, però il versante è abbastanza ripido, quindi adesso valutiamo. Questo è il vallone che porta al rifugio Marinelli, che è lassù, e ci sono molti sci alpinisti, ne abbiamo già visti scendere parecchi e sì, veramente un gran posto. Abbiamo deciso di prendere la strada, per cui invece di fare il sentiero scenderemo attraverso la strada forestale, che è quella che insomma di servizio per Casera Plums. Ormai siamo ritornati in ombra e nel bosco, e quindi è giunto il momento di tirare le fila. È stato un bel giro, non particolarmente lungo, nemmeno troppo faticoso. Il sentiero di là all'inizio è un po' ripido, poi magari un po' cala cioè alterna dei tratti ripidi e dei tratti un po' meno ripidi. Poi si arriva a Casera Malga Plums e da lì siamo saliti attraverso i versanti, non abbiamo seguito nessun sentiero perché non si vedeva assolutamente niente. Siamo arrivati in cresta e poi fino al Monte Gola. Bisogna prestare un po' di attenzione sulla cresta, si è comunque in certi punti abbastanza stretta, magari c'è qualche buco, bisogna stare attenti che non ci siano dei cornicioni, ma si va abbastanza in sicurezza. Poi, come anche ti dicevo prima, oggi il pericolo valanghe era davvero molto basso, grado 1, e c'era un po' di vento, ma ormai la neve è talmente dura e ghiacciata
che anche neve di accumulo non ne abbiamo vista. Abbiamo trovato molta gente, non ci aspettavamo, a dire la verità, pensavamo di trovare un po' di meno persone, però comunque diciamo che le persone erano sparpagliate bene, quindi non abbiamo avuto troppo affollamento. Poi tra l'altro sul Monte Gola non è salito nessuno, sono tutti andati verso Forcella Plums e poi non ho idea di che altri giri abbiano fatto, sembrava che tornassero indietro dalla stessa parte. Se c'è più neve questa è una ciaspolata, si parte da sotto, si arriva fino alla Malga. Purtroppo la Malga è un po' in ombra, anche adesso verso mezzogiorno, quando in teoria il sole è più alto, comunque resta in ombra, per cui bisogna salire sui versanti per avere un po' di sole, perché oggi all'ombra col vento faceva abbastanza freddo, non si stava tanto bene, quindi se sei interessato nel venire a fare un'escursione o magari più avanti, probabilmente a febbraio il sole gira più alto e arriva la Malga, ma immagino che gennaio e anche dicembre il sole non ci arrivi, quindi c'è tanta neve ma anche può essere freddo. La Malga non ha alcun spazio chiuso, cioè la Malga è tutta chiusa, c'è una tettoia dove ci si può fermare lì sotto, ma non ha un ricovero invernale, o almeno non l'abbiamo trovato. Inoltre c'è tanta neve, anche le stalle erano abbastanza coperte, è anche difficile aprire la porta eventualmente per fermarsi all'interno. Adesso, come ti dicevo, abbiamo l'ultimo tratto così nel bosco su strada, quindi abbastanza monotono, e quindi evito di registrare e di annoiarti ulteriormente. Io ti ringrazio per avermi seguito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!